ce la fai, quando il cielo si fa scuro su di noi, quando un'altra vita aspetta alle tue mani, quando credi non ci sia un domani, noi siamo qui. Angeli feriti senza ali, a tenerci dentro pianti ed emozioni, fra corsie fatte di gioie e delusioni, mentre la vita fuori passa e va, noi siamo qui. A leggerti negli occhi le paure, a dirti una bugia che sa d'amore, quando ti senti perso e sei più solo, continuo a dirti che ce la farai, e diventiamo amici del dolore, di questa umanità che sta sospesa nella stanchezza che ci è proibita, perché per noi c'è prima la tua vita. Tra santi, foto e visite negate, e donne anziane un po' dimenticate, da figli che hanno fretta di andar via, e la tristezza tua diventa mia, noi siamo qui. E la tua storia passa nella mia, finito il turno resti dentro me, finché tutto va bene e tu vai via, e un'altra storia nuova arriverà. Dovremmo essere freddi e distaccati, la chiamano professionalità, ma un camice non sempre ci protegge da un cuore e dalle sue necessità. E resteremo qui fino alla fine della storia, di questa offesa resterà solo la pallida memoria, e quando sbiadirà la scia racconteremo la vittoria di tutti gli angeli in corsia. Noi siamo ancora qui. A tutti i colleghi dell'ASL Napoli 2 Nord. Caro collega, in queste ore le corsie degli ospedali, gli ambulatori, i laboratori sono pieni di sentimenti e sguardi mai visti prima. Si legge il dubbio in chi non ha mai temuto nulla, la preoccupazione anche in chi, con razionalità, scienza ed esperienza, è da sempre un riferimento per colleghi, pazienti e superiori. Non siamo macchine, siamo medici, infermieri, operatori sociosanitari, tecnici, amministrativi. Abbiamo famiglie da cui tornare e rimaniamo in silenzio ad aspettare ciò che non abbiamo mai visto prima, pronti e tesi come quando ci si concentra prima di una gara. Lo scrittore Tolkien nel suo libro più famoso fa dire a un suo personaggio che lotta contro il regno del male: noi non dovremmo nemmeno essere qui, ma ci siamo. È come nelle grandi storie, quelle che contano davvero. Erano piene di oscurità e pericoli, e a volte non volevi sapere il finale, perché come poteva esserci un finale allegro? Come poteva il mondo tornare com'era dopo che erano successe tante cose brutte? Ma alla fine è solo una cosa passeggera, quest'ombra. Anche l'oscurità deve passare, arriverà un nuovo giorno, e quando il sole splenderà sarà ancora più luminoso. Tocca a noi ora fronteggiare questa nuova sfida. Possiamo essere più forti delle paure e più solidi dell'incertezza, solo se in questa occasione riusciremo a fare squadra, se riusciremo a trovare negli occhi del nostro vicino l'amico, il collega, il professionista attento. Scrive Tolkien, le persone di quelle storie avevano molte occasioni di tornare indietro e non l'hanno fatto. Andavano avanti perché loro erano aggrappate a qualcosa. C'è del buono in questo mondo, è giusto combattere per questo. Staremo insieme da qui alla fine della storia e festeggeremo tutti insieme il nuovo sole che splenderà ancora più luminoso. Buon lavoro a tutti noi. Antonio D'Amore.